ospiti che stasera ci affiancheranno. Qui alla mia sinistra Roberto Meloni. Io sono affascinato da questo personaggio perché la sua storia che racconteremo è la storia di un ragazzo, come tanti di noi, che amava lo spettacolo, amava la musica. Intanto sei nato a Ardara, e quindi in provincia di Sassari, e poi, come tanti di noi, ha fatto i suoi concorsi. Un giorno ha deciso di intraprendere un viaggio che l'ha portato in Lettonia, e fra un po' scopriremo perché proprio in Lettonia. Ma la cosa più bella è che lì è diventato una star internazionale, perché se uno vince i festival in questa nazione, è uno dei personaggi più amati della televisione lettone, e poi grazie a questo va all'Eurofestival e per 2 anni consecutivi ci ritorna e guadagna un consenso veramente incredibile. Insomma, perlomeno la tua vita ha un po' il carattere della favola, e fra un po' la racconteremo anche con dei documenti, perché poi di recente la Ribalta Nazionale l'hai avuta di ritorno con Raffaella Carrà, che ti ha ospitato e che ha fatto una cosa straordinaria che vedremo durante questo incontro. E poi qui la storia di Roberto Meloni. Ho detto partito da Ardara alla ricerca di una musica da conquistare. Io prima di farti parlare trasmetto questo documento tratto da una puntata recente di Carramba, che sorpresa, su Rai 1, dove appunto tu vieni imbrigliato dentro un gioco di sorprese, ma che racconta anche gran parte della tua favola artistica. Questa sera abbiamo ospite un gruppo lettone con una canzone molto forte. Il nome del gruppo è Pirates of the Sea, cioè i pirati del mare. Adesso vediamo un piccolo video tratto da Belgrado 2008, dove si è svolto l'Eurofestival. Eccolo qua. Ragazzi, che energia! Allora, parlo in lettone, no, si fa per dire, ma tu esi priezix tu rom? Oh, Raffaella mia, io sono contento meda di essere in noghe, il suo programma do. Ma come? Dalla Lettonia e parli sardo? Il letto e il sardo si assomigliano tantissimo, non c'è molta differenza. Roberto Meloni, ragazzi, ma quanta strada hai fatto tu? Sei partito dalla Sardegna, Ardara se non sbaglio. Sì, da Ardara in provincia di Sassari. E poi hai fatto il giro del mondo, laureato, insegni, però il fatto che tu cantassi da quando avevi 6 anni poi è esploso nel tempo. Sì. È vero che tu hai un programma che assomiglia al Sogni, dove fai i sogni dei bambini, esaudisci Sì, di quei sogni dei bambini? È un programma bellissimo. Quando mi hanno proposto di condurre questo programma, io ho accettato con entusiasmo, perché realizzare i sogni dei bambini lettoni ti fa capire tante cose. Tu negli occhi dei bambini rivedi te stesso quando eri piccolo, rivedi i tuoi sogni, e dire loro che i sogni si possono realizzare anche per un lasso di tempo limitato dà loro la spinta in più per realizzarli poi in futuro. Per esempio, c'è stata una bambina che era orfana di genitori, quindi ha avuto un'infanzia molto difficile. Certo. Lei voleva diventare presidente della Lettonia. Però. Cosa ha fatto Roberto? Ha preso la macchina, è andato a casa sua, l'ha presa, l'ha portata al palazzo del presidente, e per un'ora lei è seduta al posto del presidente della Lettonia. Beh, sarebbe bello farlo anche qua dal presidente napolitano, però insomma lui ha altri problemi in questo momento. Ecco qua, vediamo Sei un po' diverso però, Lì è un altro look, diciamo, un po' più per i bambini. È giusto. Ma dove hai imparato il lettone, tu che sai tutte le lingue del mondo? Allora, è successo così. Io ho comprato un libro dopo 2 settimane che stavo in Lettonia, perché mi dispiaceva tantissimo non parlare la lingua locale. Il libro era in inglese, Do It in Latvian, fallo in lettone. E io con questo libro giravo per la casa e indicavo le cose, per esempio
non Cioè, so, autodidatta? Stivis, sì. Autodidatta, ragazzi, ma vedete i ragazzi italiani che vanno in giro per il mondo cosa sono capaci di fare? È veramente fantastico. Adesso ti interrompo un attimo perché tua mamma, è vero che non è mai uscita dalla Sardegna? No, non è venuta a vederti a Belgrado? No, In poi a Lettonia? Belgrado specialmente eravamo un po' più... L'aereo forse ha paura, non Sì, so. sì, lei ha molta paura di E a volare. Riga non è mai venuta nemmeno. Mai, mai, ha Ma paura del ti ha freddo. visto vestito così cantare in diretta? Mi ha visto in fotografia, però mi ha toccato molto bello. Eri molto bello. Sì. Ah, è Per la mamma, guarda. per ogni mamma un scarafone. No, ma tu sei un bel ragazzo. O pirata. Ascolti, pirata, ascolta. Senti, perché non le fai un saluto? Qua, in una telecamera, là, praticamente. Là, dove vuoi Qua. te? Là. Bingedda, sono qua con Raffaella, il tuo idolo, mamma. Eccoci qua. Meglio di così, Roberto non può stare. Ma no, là, hai capito male. Là! E dove? È lassù, corri! No! Cielo! Solo a caramba, mamma. Ma non posso piangere che mi scende il trucco, Neanche io. No, mi dispiace. Zia Neri, c'è Rosa, c'è mezza Sardegna mi avete portato. Ma l'avete fatto l'anestesia per farla salire in aereo? Non lo so, io non c'ero. Ma devo cantare. Come stai? È tua sorella che ci ha aiutato a farti Mica questa, dopodomani già eccoci qua. questa Senti, adesso sorpresa. mi sto già tremando, Facciamo Falla accomodare la sedere. mamma. Un applauso a mia mamma. Ciao, ci vediamo dopo. Grazie Raffaele. Ma figurati Roberto, in Ma non era questo vero. auditorium è tutto magico. È vero, lei non era mai uscita dalla Sardegna. Beh, Roberto, un documento veramente particolare. Tra l'altro tua mamma davvero era lì per la prima volta, il viaggio dalla Sardegna al continente? Allora, prima di tutto sì, lei era lì per la prima volta, io non sapevo niente di tutto ciò e ti dico che rivederlo seduto da qua, no? Dal di fuori, mi ha emozionato più che essere lì perché ti dirò che la sorpresa, quando ti arriva così improvvisamente, Non la realizzi quasi? non la realizzi quasi. Sì, io me l'ho abbracciata, ecco mia mamma, Come l'hai bella, chiamata? Bingedda? Bingedda. Che sta a significare? Ma questo è il nomignolo con cui mia mamma è famosa Ardara. ad Ardara, sì, lei è Gavina, Ho quindi capito. Baingia, quindi Bingedda, Gavinella insomma. Sì, è stato un momento molto particolare perché diciamo che ho unito la mia carriera professionale, quello che stavo facendo in Lettonia, con quello che poi sono i miei affetti e la mia vita poi quando ritorno in Sardegna, quindi Una serata che non puoi dimenticare. no, assolutamente. Tra l'altro questo pezzo che ha partecipato, col quale insomma vi siete imposti all'Eurofestival, ha davvero una forza straordinaria. Ma raccontiamo un po', ecco, il tuo viaggio. Tu nasci a Ardara e poi cosa E succede? allora, io nasco ad Ardara e studio, frequento i ragionieri Ozieri, poi mi iscrivo all'Università Sassari di Lingue e Letterature Straniere. Mi laureo a 22 anni e poi faccio domanda di borsa di studio con il progetto Socrates per insegnare italiano all'estero. Io volevo andare in Portogallo per poi andare in Brasile perché mi piacevano quelle atmosfere un po'. E invece mi hanno detto, guarda, c'è posto soltanto in Lettonia. E la domanda nasce spontanea, dov'è? Quindi mi sono seduto ad internet, ho guardato un attimo dov'era, ho capito che era leggermente differente dal Portogallo, no? Per usi e costumi, anche per condizioni climatiche, e sono partito. Ho detto, vado, mamma, vado in Lettonia, Bingedda, figlio mio, va in buon'ora, mannaggia. Quindi io sono andato, e lì praticamente insegnavo italiano in una scuola superiore. Dopodiché ho fatto domanda tramite l'ambasciata italiana per un master di interprete per l'Unione Europea perché avevo imparato un po' di lettone. Io mi divertivo con lettone, mi ricordava il sardo. Cioè per dire voglio, in lettone si dice gribu. Ho detto, E in ardarese? Kelzo. Cioè Ah. però è più gribu, capito? Con le vocali chiuse, questi suoni molto duri. Io mi sono sentito a casa mia, un angolo di Sardegna nel cuore del Baltico, ho detto. Il problema è stato però imporsigli. Mi pare che tu hai partecipato a una trasmissione che è l'equivalente di Amici di Maria De Filippi in Italia. Lì come si chiama? Fabbrica, Talanto Fabbrica. Ma tu hai partecipato come cantante? Qual era l'idea?
Allora, era la terza edizione e una mia amica mi ha detto: Roberto, io cantavo sempre già per casa, io cantavo anche qua in Sardegna, mi divertivo, era un hobby, no? E quindi mi ha detto: Roberto, partecipaci, cioè almeno canterai lì invece che stare qua a casa a cantare. Quindi mi ha iscritto lei, io sono andato e c'erano circa 1000 candidati. Entro davanti alla giuria e inizio a parlare lettone con l'accento italiano, quindi questi si è aperto il sorriso, ma fanno: ma di dove sei, scusa? Sono italiano. Non ci credevano, perché comunque un italiano che parla lettone Ha era subito per loro. incuriosito. Noi tra l'altro mentre tu Sì, stai parlando stiamo vedendo diverse foto insomma, che rappresentano un po' la tua carriera, il tuo il mio privato, percorso, foto in scena, il mio tanti privato. percorsi, beh privato sempre artistico Ah, ok, comunque. bene.